I furbetti del reddito di cittadinanza, quelli che indebitamente percepiscono un reddito agevolato dall'INPS. A spulciare nel comparto delle prestazioni sociali erogate a sostegno delle fasce deboli della collettività ci ha pensato la Guardia di Finanza di Vicenza, che ha smascherato 9 nuclei familiari che in maniera fraudolenta, con dichiarazioni sostitutive uniche e non veritiere, hanno appunto percepito il reddito di cittadinanza complessivamente per 50.000 euro. In generale erano delle informazioni o delle falsità riguardanti la propria posizione reddituale, patrimoniale, propria o del proprio nucleo familiare. I controlli eseguiti hanno riguardato percettori di reddito di cittadinanza di soggetti, uomini, donne e nuclei familiari tra Vicenza, Altavilla Vicentina, Montebello Vicentino, Recoaro Terme, Schio, Poiana Maggiore, Lonigo e Asiago. Un soggetto, dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza, aveva avviato un'attività di bar senza comunicare la variazione, e un altro caso invece era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. In un altro caso il percettore aveva nascosto di aver percepito emolumenti da lavoro dipendenti e di avere la rappresentanza legale di 6 società di capitali. Tutti sono stati segnalati alla Procura e all'INPS.